Amici di Directa Sport, benvenuti a Cagliari. Le immagini che vedete vi arrivano in diretta dagli impianti di via Crespella in Mulinu Becciu. Noi qui per raccontarvi Sant'Elena Calcio contro Budoni, gara che vale per la 34esima giornata del campionato di eccellenza sarda. Fa vedere Santoro, occhio perché è in ritardo Seci. Santoro entra in area, grande occasione, palla dentro, super chiusura da parte di Claudio Mura. Ancora non tante le occasioni da gol, rimane 0-0 con Santoro che mette il pallone per Lancioni. De Goicocea, c'è Raimo da servire largo, l'ha visto De Goicocea, la palla è proprio per il numero 3, arriva subito il cross, Meloni attacca il primo palo, a centimetri dal vantaggio il Budoni, prova a correre verso la porta, allarga il pallone dove c'è Santoro, un po' di spazio, fa correre lui per Raimo, la palla in mezzo, Meloni in 7 dentro quelli del Sant'Elena, palla verso il secondo palo, rimette in mezzo Mura. Raimov direttamente verso la porta, deve metterci il pugno Tirelli, sarà corner. Santoro forte sul primo palo, la palla passa, incredibile occasione per il Budoni. Colpo di testa di Meloni, Mura allontana, Sata alimenta l'azione offensiva per i suoi. Santoro che può liberare il destro, mette sul secondo palo, Lancioni con la testa, riesce a sbloccare la partita il Budoni, lo fa con Nicolas Lancioni. Funziona l'asse con Santoro, sono arrivati 100 cross in questo primo tempo. Non dovrebbero esserci stati cambi. Secondo tempo che comincia. Raimo, bella palla tagliata, Meloni con la testa. Meloni servito, Lancioni taglia al centro, il pallone per Assumani, il cross verso Meloni, colpo di testa, stavolta Tirelli non può nulla, è 2-0 Budoni, sono 21 nel campionato di Giuseppe Meloni, la palla di Idris Assumani stavolta era al limite della perfezione. Con la testa per Santoro, è velocissimo e Silva ha un altro passo, va Santoro, Meloni pronto a riempire l'area, c'è anche Lancioni al centro, Santoro passa ancora, calcia col mancino, è un grande gol, quello del numero 11 che vale il 3-0, ha fatto praticamente tutto da solo Santoro. Un po' di testa di Diop, Lancioni ancora verso Daleo, la palla arriva dalle parti di Meloni, ancora Daleo e qua si fa male da sola la difesa della Sant'Elena. Daleo praticamente appena entrato in campo ha ricevuto il suggerimento di un difensore della formazione di Marongiu che in caduta ha praticamente permesso di calciare da 1 metro. Fischia 3 volte Sanna, ampiamente prima del recupero segnalato, stravince il Budoni come all'andata 4-0, segna tutto il tridente, gol di Lancioni, Meloni, Santoro e in chiusura anche per Daleo. Allora da Cagliari è tutto, io ringrazio Luca Tocco per le immagini che vi sono arrivate da Mulinu Becciu, grazie anche a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento.